Nella splendida cornice di Villa Contarini, qui a Piazzola sul Brenta, oggi si apre l'8ª edizione del Festival delle DOP 2022, una kermesse, una manifestazione promossa da Regione Veneto e da Veneto Agricoltura con lo scopo di far conoscere quelle che sono le eccellenze del nostro territorio, eccellenze di un'agricoltura regionale che produce qualità, una qualità di altissimo livello. Siamo in Casa Veneto, la casa della Regione Veneto e di Veneto Agricoltura, la casa che accompagna la presenza della Regione e del suo ente strumentale e delle aziende che poi fanno parte di Veneto Agricoltura come CSQA, Bioagro, Intermizoo, all'interno delle manifestazioni fieristiche. E oggi siamo a questa 8ª edizione del Festival delle DOP. Siamo in un evento che ha messo insieme fin dall'inizio il meglio delle origini, delle produzioni che sono tutelate da un marchio di qualità della nostra regione. Cerchiamo magari di dare qualche numero di questo fenomeno. I marchi di qualità sono marchi europei, sono marchi quindi che sono tutelati a scala europea e che tutelano le cose fondamentali di un prodotto agroalimentare. Tutelano l'origine, la zona in cui viene prodotto, il disciplinare con cui viene prodotto, quindi la modalità che dall'agricoltore che coltiva o alleva fino a chi trasforma garantisce che quel prodotto segua degli standard che garantiscono la salubrità per esempio, ma che al tempo stesso in molti casi mantengono anche le tradizioni, il modo in cui tradizionalmente quel prodotto è stato trasformato. Massimo Tovo, presidente del consorzio Aglio Bianco Polesano DOP. Quali sono, Massimo, le caratteristiche principali che distinguono il vostro prodotto? Essendo una DOP sono molteplici, che vanno dal luogo di produzione ovviamente, parliamo del Polesine, un'area di 29 comuni all'interno del Polesine, dall'ecotipo, il bianco polesano, che praticamente non ha subito incroci o mutazioni genetiche o trasformazioni, non è un ibrido, ed ha caratteristica importante di avere una grande percentuale di sostanza secca, che alla fine è poca acqua, quindi grande conservabilità e mantenimento del profumo in modo inalterato. Essendo un prodotto che si raccoglie una volta all'anno è una dote indispensabile, un profumo che sa di fresco, profumato, non pungente ma persistente. In questi eventi sono particolarmente importanti, che ci danno anche un confronto diretto col consumatore che solitamente in altri eventi non abbiamo. Qui abbiamo proprio l'opportunità di confrontarci e sentire direttamente da chi usa il prodotto della qualità del prodotto, se sono soddisfatti o meno, ed è veramente entusiasmante poter confrontarsi con loro e capire che il nostro aglio è gradito in modo importante. Aspettano magari molte volte questo evento per potersi venire a fornire. Io credo sia importante da questo punto di vista valorizzare quelle che sono le produzioni tipiche locali nostre, soprattutto per il fatto che il Veneto e quindi anche l'Italia non è un paese o non deve essere un paese che deve competere a livello internazionale con le grandi quantità, ma lo può invece fare, anzi lo deve fare in termini di qualità. Quindi il tema della sovranità alimentare significa anche tutelare quelle che sono le nostre produzioni, continuare ad evolverle, a svilupparle, a tutelarle e a far sì che diventino anche un patrimonio consumabile non solo a livello nazionale ma anche esportabile, ma sempre con l'occhio alla qualità. Il compito nostro è quello anche di portare a conoscenza
a livello veneto, nazionale e soprattutto internazionale grazie ai grandi turisti che abbiamo in questa regione. Ricordo che questa è la prima regione turistica d'Italia con 74 milioni di presenze, quelle che sono le eccellenze prodotte da questo territorio, no? Quindi fare il cosiddetto storytelling, ossia raccontare il territorio a 360 gradi partendo dal racconto del prodotto, che possa essere un formaggio, un vino, un radicchio, una qualsiasi produzione tipica territoriale, capire che questo prodotto nasce perché dietro c'è un'identità, ci sono delle maestranze, ma c'è anche un territorio che è conformato per poter arrivare a produrre queste eccellenze, e il tutto deve essere, diciamo, condito dalla promozione legata al nuovo brand che la regione ha, che è il Veneto The Land of Venice, che non è un brand soltanto turistico ma anche di un marchio ombrello per tutti questi prodotti DOP e IGP, DOC e DOCG che possono fregiarsi di questo marchio. Noi abbiamo oltre 90 prodotti, 36 tra DOP e IGP più 5 STG, ma se teniamo conto anche delle altre certificazioni, dei DOC e di OCG, appunto arriviamo a oltre 90 prodotti certificati, la regione più importante a livello italiano anche per i numeri, non soltanto per qualità, e quindi è fondamentale per noi garantire tutta questa filiera, a cominciare dal produttore, perché ricordiamoci che dietro a tutto ciò c'è un agricoltore, c'è un allevatore, c'è un produttore, e questo è fondamentale perché dobbiamo garantire reddito all'azienda agricola, sempre con un'ottica alla sostenibilità, che è una sostenibilità sicuramente di tipo ambientale, ma lo è anche di tipo sociale e di tipo economico, cioè vuol dire garantire a queste imprese di continuare a rimanere aperte e quello che è il passaggio generazionale, che è un aspetto molto importante e fondamentale. Io sono convinto che il presente e il futuro di questa regione sia il mondo agricolo, quindi l'agroalimentare in particolare, ma anche il turismo. Ecco, se riusciamo a fondere sempre più queste due realtà, daremo la possibilità a tanti giovani di trovare posto di lavoro non solo oggi, ma anche in futuro. La Vicentina DOP in particolare ha un forte legame col territorio, sia per quanto riguarda la sua storia, si parla di attestazioni della Soppressa in provincia di Vicenza fino dal Rinascimento, e soltanto all'inizio del Novecento nel resto del Veneto, e tuttora questo viene poi riservato con la produzione che per disciplina deve essere fatta con maiali che sono nati, allevati e macellati in provincia di Vicenza, e poi tutta la produzione comunque viene mantenuta all'interno della provincia. Altra sua caratteristica è aver mantenuto la lavorazione tradizionale dalla mezzena, quindi come si faceva una volta, tutto il maiale veniva utilizzato per fare soppresse, non si prendeva la coscia per fare prosciutti, la coppa per fare la coppa o l'ombo per fare braciole. Tutto veniva macellato e tutto, compreso questi tagli nobili ricchi di sapore, andavano nella soppressa, che aveva una lunga stagionatura e lenta, e per appunto arrivare fino alla fine dell'anno e portare questa sua ricchezza sia di nutrizionale ma anche di sapore. Siamo qui con Elisa in rappresentanza del Consorzio di tutela vini dei Colli Euganei. Con quali denominazioni siete presenti oggi, Elisa? Oggi siamo presenti con alcune denominazioni tipiche del nostro territorio, il Rosso Colli, che è la denominazione che nasce nel 69, ma abbiamo anche il Cabernet Sauvignon, il Merlot e poi il classico Fior d'Arancio, in questo caso il Fior d'Arancio spumante dolce. Fior d'Arancio è un vino comunque molto poliedrico, perché lo possiamo trovare in versione giovane con note molto fresche, ovviamente aromatiche, nella versione spumante dolce, ma poi abbiamo delle interessanti evoluzioni nel momento in cui abbiamo delle vendemmie tardive, degli appiassimenti in cui c'è maggior concentrazione, quindi abbiamo veramente una maggior complessità e rotondità anche al palato. All'inaugurazione dell'evento presenti il direttore di Veneto Agricoltura, dottor Nicola Dell'Acqua, l'assessore al turismo della Regione Veneto, dottor Federico Caner, unitamente a rappresentanti regionali locali. Un ringraziamento particolare oggi in occasione appunto dell'8ª edizione del Festival delle DOP al padrone di casa, al sindaco di Piazzola sul Brenta, dottor Walter Milani. Piazzola sul Brenta è veramente lieta di ospitare questo evento. Piazzola è sempre di più una città
turistica, ma soprattutto che si rende ospitale in questa meravigliosa villa per eventi di natura enogastronomica. Ricordiamo da poco Casius Veneti, Casius Mundi. Quello delle DOP è sicuramente un mondo di eccellenze del territorio che porta oggi tantissimi turisti già presenti per il famoso 40ennale mercatino dell'antiquariato che dà lustro alla nostra città. Anche questo evento si aggiunge come una novità quest'anno, ma auspico veramente che possa diventare una ricorrenza stabile e duratura anche per i prossimi anni e che sarà sicuramente capace, anche come Casius Veneti, di collocarsi in una domenica autonoma, di vivere e vivere di vita propria senza un'importante abbinata con il mercatino dell'antiquariato. Tra tutti gli operatori, oltre ovviamente a Veneto Agricoltura e alla Regione Veneto che hanno organizzato questo evento, un mio applauso particolare a ENAIP con i ragazzi che oggi sono qui presenti e che curano la realizzazione a nome di tutte le varie associazioni che oggi partecipano della degustazione che viene offerta a tutti i visitatori. Brava ENAIP, bravi questi ragazzi che entrano gradualmente nel mondo del lavoro anche attraverso questi eventi che creano grande formazione per loro. All'8ª edizione del Festival delle DOP abbiamo il piacere di avere il direttore della scuola ENAIP Alta Padovana, signor Stefano. La mission della vostra scuola? La mission della nostra scuola è quella di dare l'opportunità ai ragazzi di entrare velocemente nel mondo del lavoro. Abbiamo percorsi che durano 3 anni più un anno in aggiunta che li rende dei tecnici dopo la qualifica. A Piazzola abbiamo la fortuna di avere una scuola di ristorazione dove ci sono circa 120 ragazzi, mentre a Cittadella ne abbiamo un'altra con altri 450 ragazzi. L'obiettivo è quello di formare dei ragazzi pronti per il mondo del lavoro e capaci di essere attori immediatamente pronti alle attività che devono svolgere all'interno delle varie aziende. Quindi il nostro obiettivo è avere uno stretto contatto con le aziende e col mondo del lavoro. Bene, e ora rivolgiamo una domanda a Gianluca Martignon, chef formatore di ENAIP Alta Padovana. Che cosa abbiamo preparato oggi in occasione di questa 8ª edizione del Festival delle DOP? Ringrazio innanzitutto Veneto Agricoltura per l'opportunità che ci ha dato di essere presenti qui come scuola di formazione professionale per la trasformazione di alcune eccellenze appunto di denominazione di origine, quali il marrone di San Zeno, il grana padano e il prosciutto crudo di Veneto dei Colli Iberici. Un grazie anche doveroso ai nostri ragazzi che sempre con dedizione e passione ci permettono di essere presenti a queste manifestazioni e con appunto la passione per questo mestiere cerchiamo di offrire e accontentare sempre le esigenze degli ospiti attraverso l'utilizzo di queste eccellenze che ci contraddistinguono anche a livello internazionale. Festival delle DOP 2022, la qualità agroalimentare si ritrova in villa ed eccoci qui a celebrare le eccellenze della nostra agricoltura regionale. Cosa ci propone con questo fiore rosso dell'inverno? Con questo fiore rosso d'inverno oggi proporremo una polenta pasticciata con radicchio stufato e monteveronese. Novità di quest'anno, abbiamo portato la pissotta che è tipica della Valpolicella con dentro il radicchio di Verona, perché noi promuoviamo sì il radicchio che viene alla bassa ma anche la collina, il veronese, perché fare sinergia è sempre un'ottima cosa. Poi proponiamo questo piatto di patate, radicchio crudo affettato, uva fragola e fiori di campo.
Oggi noi siamo qui con una riseria che è al di fuori del circuito classico, ad esempio isolano, che è di Nogara, ma che ha un prodotto di alta qualità come sono molte altre riserie che ci sono sul territorio. Quindi noi vorremmo collaborare con la Regione in maniera costruttiva, come lo facciamo già adesso, per la predisposizione di itinerari che ci permettono di conoscere il riso, le sue strutture produttive e anche le grandi risorse di un territorio. Quindi promuovere il nostro territorio attraverso il prodotto e la sua storia. Tenga conto che la storia del riso di Alonignano Veronese parte dal 1600, quindi con la Serenissima, e non si è mai fermata, per fortuna. Il successo di pubblico di oggi conferma la grande attenzione dei nostri cittadini per questo tipo di proposta, e direi che dopo quello che abbiamo visto qui quest'anno questa location probabilmente si confermerà come il luogo ideale per organizzare questo tipo di manifestazioni. E qui direi c'è un altro aspetto che è interessante sottolineare. Siamo in una villa veneta, parliamo di cibo. Le ville venete erano sostanzialmente delle grandi aziende agricole, poi erano belle perché i proprietari le abbellivano per mostrare anche la loro ricchezza, la loro forza, la loro potenza, il loro ruolo anche nella società. Però prima di tutto erano dei luoghi di produzione, quindi trovarci qui per parlare di formaggi, di vini, di riso piuttosto che di miele, vuol dire semplicemente tornare all'origine di quello che era la Villa Veneta, cioè un grande luogo di produzione di ricchezza. Villa Contarini, a Piazzola sul Brenta, in questo monumento della civiltà veneta del 2005 della Regione del Veneto, e che si occupa non solo della conservazione, tutela e valorizzazione di questo bene, e quindi possiamo apprezzare i restauri che la Regione ha fatto negli ultimi anni in villa, ma con una sua partecipata, la Veneto Agricoltura, ha organizzato questo bel evento che arricchisce il programma che offre quest'anno la villa. In questa splendida cornice di Villa Contarini siamo con il dottor Luciano Sandonà, presidente della Commissione Bilancio Regione Veneto. Abbiamo avuto diversi eventi quest'anno, abbiamo avuto il Casus Veneti, abbiamo avuto altri eventi nella città di Piazzola sul Brenta che hanno portato moltissimi visitatori all'interno della Villa Contarini di Piazzola, che è uno splendido esempio di architettura monumentale della Regione Veneto, può dire degna rappresentante delle più di 4.000 ville che ci sono nella Regione Veneto. Quello di oggi è l'8ª edizione del Festival delle DOP del Veneto e mettiamo in mostra i prodotti tipici del Veneto, molti prodotti che noi conosciamo e che sono prodotti che si trovano solamente in Regione Veneto, e questo devo dare atto all'organizzazione, la Villa Contarini, a Veneto Agricoltura, che ha organizzato il festival. Spero che nei prossimi anni si continui a venire qui appunto a Piazzola sul Brenta, visto anche il grande successo di pubblico. Ricordo che con Casus Veneti sono arrivati più di 80.000 persone. Alcuni numeri, perché poi quando parliamo di queste cose è importante sapere di che cosa stiamo parlando. Allora partiamo dall'osservare che il Veneto è la seconda regione in Italia per prodotti tutelati da un marchio di qualità. Sono circa una novantina nella nostra regione, in un paese come l'Italia che ne ha circa 800, quindi uno già capisce che se il Veneto ne ha quasi 100 su 800 siamo veramente un territorio molto molto differenziato. Ma quello che è ancora più impressionante è che l'Italia da sola ha 800 prodotti e in tutta Europa ne abbiamo 3.000, quindi veramente capiamo come di nuovo l'Italia sia uno dei paesi europei che ha più forte questo senso di identità della propria produzione agroalimentare. Questo comparto nella nostra regione genera circa 4 miliardi di euro di fatturato, quindi una parte importante del fatturato del comparto agroalimentare. Va sottolineato che questo è rappresentato soprattutto dai vini e dall'altra parte dai prodotti lattiero-caseari. Però è altrettanto importante sottolineare che attraverso questi marchi noi andiamo a tutelare anche piccole produzioni locali, tradizionali, che quindi mantengono quella identità alimentare alla quale tanto teniamo nel nostro paese.
Siamo qui con Andrea in rappresentanza appunto del Consorzio Veneto DOP Valpolicella e titolare dell'azienda agricola Il Pian di Mezzane di Sotto in provincia di Verona. Azienda a conduzione familiare, 1200 piante, quasi 2,5 ettari di proprietà, partiti dal nonno, sto valorizzando io la mia realtà con appunto la parte di etichettato e stiamo insomma crescendo anche e soprattutto nel farci conoscere e quindi nei numeri poi aziendali, ecco. E ad oggi però siamo riusciti a entrare anche nei mercatini magari locali, più che magari in certe città, anche oltre Alpe, quindi stiamo parlando magari di Austria e Bassa Germania, insomma. Sì, ci sta piacendo, ovviamente ci crediamo e quindi insomma, però dai, abbiamo un buon riscontro. Voi siete produttori di miele, DOP e convenzionale. Ci racconti un po' la storia di questo prodotto? I nostri mieli DOP sono 5, sono il tarassaco, il millefiori, il tiglio, il castagno e il rododendro. Tutti i mieli che si producono prevalentemente in provincia di Belluno col marchio DOP e anche convenzionali. L'asparago bianco di Cimadolmo IGP, primo asparago che è stato denominato IGP nel mondo. Lo produciamo vicino al fiume Piave. La caratteristica principale è un turione bianco e privo di imperfezioni. Abbiamo un disciplinare da rispettare con i vari calibri, varie misure. Abbiamo degli orari anche da rispettare, da conferire in determinati orari, altrimenti non è più fresco il prodotto. L'abbinamento perfetto che tutti conoscono è asparagi e uova, altrimenti sono molto buoni anche il risotto con l'asparago. E un'altra delizia che abbiamo scoperto non da molto è anche la carbonara con gli asparagi, che se volete provare è molto buona. In quest'ultima edizione del Festival delle DOP Venete, in degustazione 53 vini DOC, DOCG, IGT e degustazioni di pizze gourmet guarnite con formaggi DOP. Prodotti agroalimentari a denominazione di origine, da sempre ambasciatori del Veneto. Stefano Miozzo, Zio Mo, Legnago. Facciamo degli abbinamenti non proprio ricercatissime, ma con delle materie prime di qualità, una zucca lavorata da noi in questo caso, una zucca zuccherissima, dei mistofunghi lavorati sempre da noi, abbiamo del sugo al pomodoro fatto sempre dal locale, insomma tutte le verdure che lavoriamo sono nostre, perciò cerchiamo anche di portare un po' di quello che è la filosofia di Zio Mo. Perché dico sempre è bello lavorare una farina e creare un panificato più che comprare un pane. Perciò non partiamo mai da una busta, ma sempre dalla materia prima originale. Se facciamo un sorbetto partiamo dalla frutta, se partiamo da un gelato si parte dal latte, ma anche tutti i panificati che facciamo partiamo sempre dalla farina. Sì, questo festival alla fine serve proprio a dire questo. Abbiamo un patrimonio agroalimentare ricchissimo, abbiamo una straordinaria rete di consorzi, di associazioni, di produttori che fanno di tutto per conservare questo patrimonio. E l'ultima cosa che voglio sottolineare, perché come Regione Veneto ci teniamo tantissimo, è il collegamento tra il promuovere la qualità del nostro cibo e il promuovere la qualità del nostro territorio e quindi l'offerta turistica del nostro territorio. Proprio questa mattina l'assessore Caner ha sottolineato come le due cose di fatto siano un'unica cosa, tant'è che è intenzione della Regione di metterle sotto lo stesso marchio ombrello, Land of Venice, per dire lo stesso territorio che ti offre questa meraviglia di paesaggi, di patrimonio artistico, storico, culturale, è anche lo stesso che poi sulla tua tavola ti permette di portare questa meraviglia di prodotti agricoli, di vini, di formaggi, di tante altre piccole produzioni che testimoniano la storia di questa nostra civilissima regione. Siamo giunti alla fine di questa giornata di celebrazione di quelle che sono le nostre eccellenze dell'agricoltura regionale. Un grazie particolare alla Regione Veneto, a Veneto Agricoltura e al Comune di Piazzola sul Brenta per la grande disponibilità e per la grande ospitalità. Un arrivederci a presto alla prossima puntata del nostro Mosaico.